Abbiamo approvato in unità di crisi, quindi in sede ufficiale stamattina, una relazione del professor Lippi dell'Università di Verona e del professor Plebani dell'Università, che poi vediamo agli atti, dell'Università di Padova, per partire, tenetevi duro, con i test sierologici. Cioè vuol dire che facciamo i prelievi del sangue e andiamo a analizzare le IgG e le IgM, le due immunoglobuline, e ovviamente le IgM sono quelle precoci e le IgG quelle diciamo finali, diciamo che arrivano dopo, le quali ci dicono per ogni individuo se ha già gli anticorpi in maniera scientifica e se ha già l'immunizzazione. Se voi ricordate i Promessi Sposi, c'era la figura del monato, no? Dei monati, che erano quelli che andavano a portare quelli che erano appestati nei lazzaretti, ed erano gli unici che non si ammalavano perché avevano gli anticorpi. È esattamente l'operazione che faremo, fermi tutti, che nessuno cominci a chiamare negli ospedali, perché negli ospedali andiamo avanti con i test rapidi e con i tamponi. Passiamo subito alla fase sperimentale con i dipendenti della sanità, che sono 54.000, e ovviamente le case di riposo, per ovvi motivi. Validata l'operazione, poi è estendibile a tutti gli altri, a iniziare, pensate ai lavoratori che possono avere la certificazione del fatto che essendo immunizzati possono andare via tranquilli. Dopo Pasqua intanto un limite, perché Pasqua è l'apertura di una nuova stagione psicologicamente per tutti noi. La primavera è sempre Pasqua, il che non vuol dire che finisce tutto. Intanto è un limite temporale che ci diamo con le ordinanze e con tutto, e dopo discuteremo. Se saremo bravi ad essere buona cura contro il coronavirus si comincerà a rallentare. Ovvio che la mia preoccupazione, vi dico, oltre alla sanitaria, è quella economica. Vi ricordo che la Germania stanzia 550 miliardi e gli Stati Uniti 1000 miliardi, giusto? Ma la Germania è un terzo degli Stati Uniti. Cioè vuol dire che per gli Stati Uniti, per stanziare la stessa cifra che ha stanziato la Germania per abitante, doveva stanziare 1500 miliardi. Quindi oggi siamo davanti a un partner europeo che il giorno che apriranno i blocchi di partenza non trova le macerie nella sua economia, trova aziende super performanti mantenute in vita da sta flebo di euro da far paura. C'è il pericolo che all'apertura dei blocchi di partenza, finita la crisi sanitaria, ci sia un paese che ha più competitività su tutti gli altri. Per questo dico che è scandaloso che l'Europa non intervenga.